Ho detto silenzio, faccio sgombrare l'aula. Parola alla difesa. Grazie signor giudice. Allora continuo. Dicevo, no, che del resto, col suo atto, il mio cliente non è stato forse fedele all'insegnamento di nostro Signore Gesù, che ha detto bussate e vi sarà aperto. Cioè, veramente sono entrato dalla finestra. Sì, ma per non disturbare la persona che era dentro. Sì, ma no. il senso resta quello, Sì, no? sì. E ancora, chiedete e vi sarà dato. Oh, brutta vecchia in cancaria! Ma dove hai messo la pensione? Vedete, è una domanda. Ecco, e allora, Sì. e allora non vorremmo mica condannare una persona onesta, perché semplicemente ha voluto fare del bene, no? Sì. Ha voluto fare del bene nella fedeltà agli insegnamenti evangelici. Sì, rendere una persona una volta tanto felice. Oh, sì, ecco, signor giudice, felice. Sì. E infatti il quesito più importante Sì. è questo. Sì, mi dica. Signor giudice, che cosa ci rende felici? Ma bravo, ma sai che lei potrebbe essere quasi mio collega, ecco. Beh, insomma, ho fatto tanti processi. Che cosa ci rende felici? Ecco, non lo so, rimanere a casa davanti alla TV, nella noia, No. i piaceri della carne, no. Ma anche del pesce ogni tanto. Le piccole cose, signor. Sì, le piccole cose. E infatti, tipo le piccole cose incartate che mi porta il mio amico Fabietto ogni tanto. Grammi di felicità. Piccole cose, ma non la ricchezza. I soldi non fanno la felicità. No. Anzi, averne tanti porta a coltivare i vizi e finire, ad esempio, preda del demone e del gioco. Questa magari si mangiava tutti i soldi all'otto, Capisci? oppure si attaccava alle macchinette video slot. Per finire dove Dove? poi? Sulla strada? E noi vogliamo condannare un'anziana signora ad una strada? No, signor giudice, si metta una mano sul cuore. Ma allora, dal tentativo del mio cliente, mi sembra chiaro, la signora non avrebbe che potuto trarne beneficio. Guardi, sì. mi sono appuntato un paio di cose. La signora, nella povertà poteva rimanere a dieta, mangiare meno. Che faceva anche bene per il colesterolo. Nella privazione uscire serena, aperta al mondo e alla vita. E là magari incontrare un vedovo. Bravo, e con questo vedovo magari appunto tornare a condividere dei momenti di vita insieme, no? Sì, come ad esempio fare la visita all'udito o comprare insieme le poltrone di Giorgio Mastrotta. O scambiarsi dei messaggi piccanti con il Brondi, no? Sì, E chissà, magari un giorno anche sposarsi. Sì. E non per interesse economico, signor giudice, ma per amore. E lì, amore. capisce, lei tornerà a battere. A battere? Ma perché la signora c'era... No, battere il suo cuore. Il suo cuore. Ma lei quando era con la signora da sola e tirava la borsetta, non sentiva battere? Veramente l'unica cosa che sentivo battere in quei momenti c'era la dentiera. Ma allora quando mai potrà scoprirlo questo amore, se noi invece i soldi glieli lasciamo? Sì, questa qui, se rimane attaccata ai soldi, dopo vive sempre nella preoccupazione, con l'assillo che qualcuno voglia portarglieli via. E dopo magari si mette anche all'antifurto. Cioè mi diventa che cosa? Avara. Il signor giudice, l'avidità è un vizio che conduce a bruciare eternamente nelle fiamme dell'inferno. Sì, dopo ti te vedi sta qua all'inferno, no! Che in mezzo ai diavoli coi forconi. D'acqua. Datemi un bicchiere d'acqua, no, brutta vecchia, i diavoli coi forconi, brutta vecchia, mori! E allora, signor giudice, proviamo a guardare le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Forse l'unica vera, giusta, la verità. Non aveva forse l'obbligo morale, il mio cliente, di fare almeno un tentativo di salvare l'anima di questa anziana signora dal bruciare, dalle fiamme eterne dell'inferno? E quindi, signor giudice, non accusa per sottrazione di denaro, ma disinteressata donazione di speranza? Confermo la pena a 3 anni e 6 mesi.
e aggiungo altri 8 mesi dopo la ringa dell'avvocato. Oh, Portatelo va a dentro. far del 20. No, non si preoccupi che ricorriamo in Cassazione. qui, Ancora, ma... Si vergogna, è uno scandalo! Sì, questo. avvocato, È uno scandalo! Tipologia pericolosa, codino 1. E quindi, amici che ci quindi ascoltate, no, cosa? continua, a parte, no? Sì. Anche il mio cliente vi dirà di seguirci sui nostri social. Sì, seguiteci sui social, non chiamate mai questo avvocato qua a difendervi. Se volete fare anche delle donazioni, fatelo al nostro No, studio. fanno a Dennis, denaro. Dennis Maragon e seguiteci su Instagram, Facebook, E il nostro sito www. carloegiorgio.it.